Politica doveva essere un incontro per la condivisione di alcuni punti del programma ed invece è finito tra le polemiche il faccia a faccia a Limena nel Padovano tra il candidato del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti e la candidata del centro-sinistra Alessandra Moretti. Ci spiega perché Angelo Pangrazio. Chi stiamo aspettando? Stiamo aspettando Alessandra Moretti, che io ho invitato e tutto il Movimento 5 Stelle ha invitato. L'abbiamo invitata a firmare il nostro documento, il documento che noi firmiamo tutti, dove rinunciamo a buona parte dello stipendio, all'assegno di fine mandato e al vitalizio. Ore 9:30, il candidato dei 5 Stelle aspetta davanti all'hotel. 9:40, 9:50, arrivano le 10, stop all'attesa. Scortato dal senatore D'Incà, Berti raggiunge il comitato elettorale di Alessandra Moretti, che gli fa trovare le brioche ancora calde. Ma l'incontro per sottoscrivere il comune impegno sul taglio dei costi della politica si trasforma in aspro scontro. Documento comune? Ma che? Io le regole le voglio cambiare, chiedo a Jacopo Berti di sottoscrivere. No, guardate, sono molto coerente purtroppo. Berti insiste, Alessandra firma il mio impegno, Moretti replica, Jacopo sostieni la mia proposta di legge. Dialogo interrotto, ognuno sottoscrive il proprio documento. I due candidati si lasciano in malo modo, lanciati in una campagna elettorale che da oggi li vede sempre più avversari.